Martino, dov'è? Ah, sei qua. Da una lacrima sul viso e mi venne un tiso. Dai, ragazzi, ma veramente? Dopo dai. tanti e tanti mensi ora so Ma che stai cantando? cosa sono per te. Spuma regia, eh? No, Che, non parole, che ragazzi. introito che ti ho fatto, No, che parole. inizio. Cioè, hai rovinato una canzone veramente. Era per parlare della puntata. Ma no, mi viene un culo, cioè, nel senso, Che dai, c'è, ma che vuol Condotiso dire? è bella un come poesia. Condotiso, dai, E ma che oh, parola guarda è? che qua la regia è regia, ti pare che. Lo so, io l'ho detto che volevo Shalaman. E Poi tu? A Shalaman. A Shalaman. Shalaman è quello di Al Jazeera. La Ciasina, Shalaman è quello della Ciasina che ci venne l'ombrello perché pioveva. Quello con la sciabola. Allora, perché ho cantato una Allora, lacrima sul viso? No, non lo so, non c'è un perché, non c'è un perché. Perché oggi Perché? voglio fare 2 ricette chiamandole buone da lacrimare. Buona da lacrimare, che vuol dire buona da lacrimare, scusa? Ah, la cipolla. E perché? Perché la cipolla fa lacrimare. Oh, e allora partiamo innanzitutto mettendo la pentola. Dai, mettiamo la pentola. Dobbiamo mettere la pentola sopra. Per la pasta. Sali tu o ci vado giusto? io? No, mettila tu, dai. No, sali, la dobbiamo mettere sopra. Ma di dove mi vengono queste Non lo battute so. a me? E allora ti dicevo, perciò da una Allora. lacrima sul viso buoni da lacrimare. Buoni da lacrimare. Per cui, siccome con questa cipolla faremo 2 ricette. Sì, ok. Rivisiteremo la zuppa di cipolle francese. E dove la li facciamo visitiamo? Dove sono ricoverati? Dai, mi ricordo. E rivisiteremo, scusami, c'eri già andato senza di me. Voglio la mamma. Voglio la mamma. Dove sono? A Canizzaro? Dove Comunque sono? faccio il mio dovere, saluto la camera di Desiree, saluto quella del piano 2, saluto due. la diretta Adesso e saluto cioè così, nomi nuovi. Anita! Salutando anche quella dell'artrosi cervicale, ma chi ci riguarda da Dillo tutti tu, i danni? dillo tu. Lo zio Gianni, che bello, meraviglia, bello, una pannocchia senza di lui non sarebbe chi c'ha, verdad? La pannocchia. Sempre la pannocchia. Per Oggi pensare. la vedo brutta, oggi la vedo veramente Allora. brutta. Allora, la pasta l'abbiamo mandata avanti la cottura della pasta. Sta piangendo la cipolla. E la cipolla. Allora, va bene, dai ragazzi, concentriamoci. Cioè, poi veramente. Diamo una filata ai coltelli così Dai, e procediamo a tagliare la cipolla. la cipolla. Io mi Nel allontano frattempo perché mi a me serve- la cipolla veramente mi fa piangere. E la io te cipolla la a me- canto. Bambina mia, non piangere. Stai cercando. Chi mamma non controlla mia, mai? ragazzi, ma che disordinato, ragazzi. Ecco qua. Ecco, Mettiamo vabbè. questa qui. Allora, Ok, perfetto. E procediamo a tagliare la cipolla in... Ma vuoi tagliarla tu? no, io no, la cipolla Dai, no. dai. Ti giuro, mi fa piangere la cipolla. Così. Vedi che stiamo facendo scaldare bene bene perché dobbiamo creare quel colore della cipolla brunita Esatto. che ci serve. E ti dico cosa faremo. Che faremo? Faremo un primo a base di sola cipolla e parmigiano. Ma che meraviglia. E forse gli mettiamo un po' di provola affumicata. Non lo sappiamo, Vediamo, non lo ci sappiamo. pensiamo, vediamo, Ci in base a penseremo. come mi ispiro. La preparazione io la faccio per tutte e 2 le ricette. Ti dicevo, faremo una cipollata con la salsiccia, che è una rivisitazione della cipollata della zuppa di cipolla francese, che è più elegante, e invece noi gliela mettiamo Come più... si chiamava quella? Non mi ricordo. La soupe d'oignon. Ah, ma l'abbiamo fatta Sì, questa? l'abbiamo Mi sembra fatta. di sì, è vero o no? Sì, sì, sì. Questa è una rivisitazione della zuppa, capito? Ok. Andremo non solo con un po' di burro che serve, ma andremo anche burro e olio, cosa che i francesi non fanno. Noi invece sì. Ecco, ora che abbiamo fatto questa quantità di cipolla, non facciamo altro che prenderla e metterla qua. E metterla qua. E metterla qua. E la facciamo stufare bene bene. Cosa aggiungiamo per far sì che la cipolla possa L'acqua. stufare? No, abbiamo preparato del brodo Ah, vegetale. il brodo vegetale. Questo non è altro che un brodo preparato con cipolla, carota, sedano e a essi.
Lo conosci cos'è la Essi? L'alloro. Allora, brava, ci è arrivata, ma come ci è arrivata non lo sai. Cuppina mia! Facciamo così. Lo vuoi fare tu? No, va bene tu, dai, vai tu. Ecco qua. E andiamo a mettere un po' di brodo che serve a declassare il fondo, come tu sai, e ad ammorbidire la cipolla che ci serve. E questo stiamo prendendo la base per 2 ricette, non Bene. per una. Va bene, per cui la pasta ce l'abbiamo lì, il tempo che la pasta bolle e poi la andiamo a mettere, lo faremo però in ultimo. Va bene. In ultimo perché noi dobbiamo presentare i piatti, che se facciamo Subito. come certe trasmissioni che preparano prima e si vede che il piatto, No, come si dicono vede, i francesi, ragazzi, si vede. i francesi come dicono è ammataffato, il piatto è ammataffato. Si vede, capito? si vede, ragazzi, si Ma vede. noi queste cose, No, perché tra no. l'altro la nostra è una cucina Vera, Noi esatto. cuciniamo. Noi cuciniamo veramente. È un po' commosso. Perché? La cipolla? Devo ringraziare Chi devi ringraziare? le email che sono arrivate. Davvero? Nella tua casella di posta? Non nella nostra, quella che abbiamo fatta noi. Sono arrivate. email. Posso dire quante email sono Quante arrivate? dillo, ma io non 12 vabbè, milioni saranno 846 mila. Quante? 12 milioni 846 mila. Ma saranno nella spam? E le ho forse, lette perché tutte, io- le ho lette tutte. Le hai lette tutte? 12.000? E che E dicono? dicevano, Totino, che bella questa trasmissione. Totino, ma come mai c'è Desiree? Ma perché c'è Desiree? Ah, erano contro di me? No, contro, si Erano chiedevano contro? come mai una intelligenza così. Vabbè, cambiamo discorso, dai. E allora, Ma che vuol dire? Mi insultate a me nelle mail che mandate a lui, ti ragazzi? amano. Scusate. L'unica cosa che il pubblico dice, sai qual è? Eh. Perché non assaggi le pietanze? Non Perché? assaggio perché cioè, ultimamente mi limito, ragazzi, perché la linea è importante. La quindi linea è proprio che arriva da la linea è importante, non bisogna strafare, quindi Nel allora frattempo ci possiamo portare avanti per preparare la seconda ricetta. portiamoci avanti. Prendiamo Allora, questa salsiccia, abbiamo detto che faremo una zuppa a base di più italianizzata, sicilianizzata. più per cui sicilianizzata. prendiamo la salsiccia e andremo a fare delle polpettine. Ah, Per cui se tu mi quindi vuoi le aiutare priviamo del suo da budello. questo lato, se mi vuoi aiutare, le priviamo del suo Abbiamo budello. detto. E facciamo le polpettine così, vedi? La prendi così, no? Più Guarda, piccola? più o meno uguale alle mie, capito? Vedi? Vabbè, questa è poco più grande. Che Questa si fa? poco poco, Questa me la mangio io. poco, sì, ecco. Andiamo così. Un po' più Sono piccole. quelle ricette che uno dice, ma perché non ci ho pensato? ci ho pensato io ci ho prima. pensato e le voglio condividere con voi, con tutte le persone che vi seguono. Anche io le voglio E devo dirti una condividere, cosa, guarda, un giorno che condividerò non le ci mie sono, ricette. non ci sono solo donne che ci seguono, eh? Anche uomini. Un sacco di uomini che credo, non capisco perché poi tutti mi chiedono Desiree, io non lo so se se la Perché sono guardano per la brava. cucina o per Desiree. Perché vedono l'impegno, no? Sì, è l'impegno Questo. fondamentale. Capito? E facciamo queste polpettine così. Vedi, ne facciamo una decina che è anche carino fare. Nel frattempo guarda la cipolla che sta facendo. Sta bollendo, che sta facendo? Si sta stufando Sta- proprio. proprio Come annoiato. la cipolla stufata? Mi si Dio. Che ridi. Beh, aspetta, poco Non fa c'ha tu hai detto voglia. una cosa che io non immaginavo che tu seguissi questo tipo di persone. Shalaman, chi è? Mi sa È un parlare. grande regista. E che film ha fatto? Ha fatto quello del bambino autistico. Bruce Willis. Come si chiama? Ah, Sesto Senso. Sesto senso ha fatto. Sesto Senso. E poi esce anche Settimo adesso. Esatto. Settimo era il fratello di Sesto, vero? No, è un film bellissimo, molto voglia. commovente. Ah, voglia. Allora, ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a salare la cipolla, se mi presti. Aspetta, tieni. Se mi presti il sale, mi presti anche un cucchiaio. E andiamo ad aggiungere un po' di sale nella cipolla. Esatto. Ecco. Io continuo con le polpettine. Metto una nocella di burro, ce ne andrebbe di più se fosse una zuppa francese. E poi mi dai l'olio. Guarda che carina, Mi guarda. dai l'olio. Ah sì, ma però vabbè, devo L'olio. fare le polpettine, devo passare l'olio, il Gioia sale. mia, gioia mia è stanca, è stanca, vedi? Abbiamo messo burro e olio. A questo frattempo dobbiamo solo, perdonandoti di spostarti, a questo frattempo, come disse Shalaman in un suo libro, mettiamoci il coperchio. Ti ricordi questo romanzo di Shalaman? Shalaman, Mettiamoci ragazzi. il coperchio, te lo ricordi? Regista solo per intenditori.
Copriamo questa e la facciamo andare per almeno mezz'oretta. Mezz'oretta. Così, e poi vediamo cosa succederà a questa E cipolla. vediamo cosa succede. Che cosa hai fatto alla cipolla? Ricordala alle nostre amiche a casa. Allora, le nostre amiche a casa ricorda che ho preso la cipolla, l'ho tagliata, l'ho stufata, vedi, e ne aggiungo un altro poco. E hai messo perché la voglio brodo. morbida. Hai aggiunto brodo vegetale, giusto? Brodo vegetale, un poco d'acqua adesso. E ti spiego perché ho aggiunto l'acqua. Secondo te perché ho aggiunto l'acqua? Per farla stufare. No, perché ho messo il sale nella cipolla e poi ho messo il brodo già salato, per cui sarà una bomba. Ah, ok. E allora per correggerla ho messo l'acqua. Io non mi... È stata una distrazione, uno non si può distrarre. Certo. Uno si distrae facilmente, non è che... Va Allora. bene. Allora, ecco, facciamo questo e ti faccio vedere cosa accade alla cipolla tra 20 minuti e un quarto d'ora. Anzi, nel frattempo noi andiamo in pubblicità, per cui seguiteci, consigli per i consigli. Ricette Come lo direbbe aspettate. Chalaman? Chalaman lo direbbe in maniera impegnata. Dillo. Consigli per i consigli. Chalaman. Aspetta, ti devo fare vedere una cosa, Desi, una cosa molto importante. Adesso La cipolla voglio da pronta? te come è finita la cipolla, però voglio un atteggiamento da Chalaman. Io Sì, devo sì, fare? sì. Va bene. Come se tu fossi un'attrice di Chalaman che assiste a cipolla. Un'attrice di Chalaman. Un'attrice di Chalaman. Quindi con suspense, con suspense. Chi è Suspense? Suspense, dico, guarda, con lo pathos, conosco. dai. Francesco Suspense. Vai. Sono in primo piano? Sì. Vai. E così divenne la cipolla. Dillo, così divenne la cipolla. Così divenne la cipolla? Chalaman, ragazzi, Chalaman, Ragazzi. queste regie veramente sono Altissimo impressionanti. livello, ragazzi. Altissimissimo Poi bisogna livello. vedere il regista come ha inquadrato, come ha preso queste... ma Chalaman, Cioè, tu non è che puoi Chalaman volere avrebbe Chalaman fatto qua. un capolavoro. Lo so. Allora, Va bene, prendiamo allora. una padellina piccolina. Sì. La mettiamo qua, diamo fondo e mi dai questo olio di semi, scusa, di semi. Ah, olio di semi. Di semi. Qua. No, di oliva. No, qua, di semi. Ce lo Allora, faccio apposta. quindi, olio di semi, le Olio di polpette semi, fai? sì. E andiamo a soffriggere queste polpettine. Per Quindi queste crearci soffritte. il primo piatto. Dai, Eccolo qua. quindi tutto a base di cipolla oggi. Oggi sono, come infatti li abbiamo chiamati, buoni da... Lacrimare. Brava, buoni da lacrimare, perché sono quelle lacrime scialamanistiche quando tu vedi, ormai mi sono... non sei seccata che oggi non c'è test, oggi non c'è... Un po' sì, però c'è Chalaman. Reazione di Maillard, non sei un po' triste? Sì, un po' sì, è una puntata un po', diciamo... Le manca, guarda che bella sta cipolla. E la Mamma dovresti mia, assaggiare. ragazzi. Un cucchiaio, Vuoi che l'assaggi? Sì. No, io non No. voglio che l'assaggi. Io non voglio proprio che l'assaggi. Allora, quindi senti, quella abbiamo detto che ci servirà per entrambi le preparazioni. Entrambe le sia il preparazioni, quella secondo è che la il base di primo. tutte e due le preparazioni. Ora preparerò il primo che è la zuppa di pesce, che la chiamiamo cipollata. Ah, di pesce, dov'è il pesce? Scusa, di pesce. La cipollata con la salsiccia. Abbiamo creato una zuppa francese e ce la siamo organati noi, Va capito? bene, Ti piace ok, sta cosa? mi piace. Perfetto. Dobbiamo andare a friggere le polpetelle. Va bene, ok, ci sono. Proviamone una come l'olio. No, è freddo. Ah, ancora. ci siamo, invece dai, guarda, sta scricchettando. Vedi? Sta scricchettando. Vuoi che ne sta faccia altre scricchettando. due? Non si sa mai, non ci bastano? No, ci bastano, Ci ci bastano? Ci bastano. Così le andiamo a mettere. Non sono piatti da tutti i giorni, però ragazzi No, ogni perché, tanto... scusa? Non sono piatti da tutti Ogni i tanto giorni. queste Ma tu che godurie ne ce le sai? possiamo permettere. Va bene, allora, Questo quindi frattempo cominciamo a combinare il primo piatto. ci sto, dai, combiniamo Guarda il che primo ti piatto. Ma la pasta non la mettiamo? Ma certo! Dai, mettine un po' di più. Mettine un po' Perché di un po' di Abbiamo più? ospiti, mettine un po' di Abbiamo più. ospiti. Dai. Ma gli ospiti che gli diamo pasta con la cipolla? È quello che c'è, gli diamo, scusami. C'è quello che c'è. Si adattano. Non è che puoi farne a meno. Ecco. Va bene, Abbiamo messo allora. il sale, me lo dai che mettiamo il sale Ecco il nella pasta? sale. Come vedi le polpettelle sono già pronte. Vuoi un piatto per quelle per caso? No, no. Ora ti faccio vedere cosa andremo a fare con queste polpette. Prendiamo un po' di parmigiano. Un po' di parmigiano. E me lo vado a mettere in base. Hai preso tu questa Un po' di terrina olio. così di tipo di terracotta. Un po' di olio. E stiamo facendo parmigiano, un po' un di olio. E andiamo A mettere le ad polpette adagiare calde qui sopra. le polpette qua così.
così. Quindi, Chiaramente noi abbiamo fatto una terrina piccola, però se a casa avete le terrine grandi per 4, 5, 6 persone, facete pure, capito? Tanto a noi non ci costa niente, facete. sì, Ora che abbiamo fatto questo di qua, vedi, ci affettiamo la un provola. pochino di provola. No, non No, sono con questi questo? coltelli. No, non sono no. questi, ragazzi. C'è quello giapponese per la provola. E vai così. Scusa, ti dispiacerebbe un pezzettino? Cioè, ora è normale. No, perché sono Cioè, in è normale che uno chetogenica. sta facendo cucina e lei sta con chetogenica. Ma che cheto... Ah, quindi ogni tanto ho Ho capito, ho il capito. classico. A questo punto cosa facciamo? Innanzitutto andiamo a dare una mescolata alla pasta, così, che è andata ben giù. Prendiamo quella base che abbiamo detto che è sia per la pasta che per... E guarda che facciamo, facciamo così, 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 e gli abbiamo detto ai francesi, senti, voi siete francesi, avete inventato la zuppa di cipolla, noi siamo italiani e l'abbiamo modificata, secondo me, in meglio. Mamma mia, raga, ma che abbiamo E fatto? facciamo così, La guarda. terrina, il parmigiano, l'olio, le polpette di salsiccia, la cipollata Così. e la provola messa su. Io vorrei capire quale trasmissione vi prepara queste ricette. Quale? Questo è vero, Solo noi vi prepariamo queste ricette. questo è vero. Cioè, qua c'è un certo livello di sciccheria. Viva Santa Rosalia. Ti serve ancora provola? Sì, sì, non lo toccare che mi serve per il primo. Vuoi un altro pezzo? No, non lo voglio un altro pezzo. Vabbè, scusa, non si sa mai. Oh, Daniela! secondo me questo coltello giapponese Daniela, dobbiamo dovrebbe- risolvere questo problema. Ragazzi, E la vado a posizionare in the oven, nonché al forno. Così. Non ce lo dimentichiamo. no. Facciamo un po' di spazio, perché ora andremo a preparare La pasta. che sono spaghetti alla chitarra. Senti, avvicina, ti devo far sentire una cosa. Tan, 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 tan. Che c'è? La chitarra. Io ne stavo dicendo una peggio. Cioè, No, stavo dicendo se l'aveva inventati Giovanni questo qua. Giovanni con la chitarra. Ragazzi, io quasi mi mortifico, Vabbè. mi dovete credere. però. Allora, quindi dai. Andiamo va a bene. fare così una Brunoise di cosa? di provola, brava. Una brunoise di provolase. Ecco qua. Siamo pronti per impostare Ora la appena la pasta? pasta, certo. Così, però dobbiamo togliere questo. Togliamo questo. Non mi aiutare, eh? Che devo fare? Stai A togliendo togliere tutte le cose cose in tu? più. Ah, questo lo posso togliere? Certo, certo. Questo lo posso togliere? Certo, certo. Vabbè. Certo, certo. Così, questo qua. Nel frattempo la pasta è pronta e la prepariamo. La mantechiamo. Mettiamo, vedi, perché al solito, come vedi, non la sto scolando con lo scolapasta perché mi serve un po' di acqua di Perché cottura. serve un po' di acqua di cottura. Brava, così. Quindi la scoliamo direttamente Così. sulla padella. Signori, sto facendo un piatto di pasta, vorrei Unico. che... Francese, no, ricetta non è francese. no? Dovete rendervi conto che è cipolla. Pasta con la cipolla, parmigiano Tu pensa. e facciamo Pensa una che bella responsabilità. piogetta di parmigiano, così che ci vuole. Cioè, se così. la facessi io questa Del pasta, pepe. immagini, no? Che bontà. E la scamorza. Vuoi il pepe? Sì. Metto io? Dimmi la verità, non hai mai mangiato tu pasta con la cipolla, vero? No. Pensate che era un piatto poverissimo, veramente la gente che non aveva niente da mangiare, che aveva solo la pasta e la cipolla. E si faceva questo piatto che oggi si può considerare anche veramente un buon piatto, senza colpo ferire. Facciamo così, andiamo a Sai, mi far sto sì che... ricredendo, devo dire, sai? Ah sì? Che all'inizio della puntata, sai, oggi ricetta a base di cipolla, ho detto ma... non hai fatto Dobbiamo, la noi spesa, dobbiamo scusa. anche valorizzare questi ingredienti poveri, sai, perché oggi, oh, hai fatto un piatto di pasta così, è buono, come, capito, guarda, Cioè, sembra quasi un piatto... esatto, mentre lei continua, io tiro fuori la nostra terrina di cipollata con cipollata e salsiccia, salsiccia.
Si sposti, Madonna. Mamma mia, ragazzi, questa la presentiamo Madonna. direttamente. Ma che vi ho E voilà. fatto? Ma che vi ho preparato? Come che vi ho fatto? Che sciccheria vi ho preparato? Ma quando dico mai? io. Ma dove le trovate queste ricette? Senti, Dove? senti, signora, me lo prendi Che piatto vuoi? un piatto a cappello di prete. Oggi mi fa il cappello di prete. Ecco. Ecco qua. Pronti. Il cappellino del prete. Così. Ci andiamo a prendere un poco di consa. Ti piace detto così, la Sì. consa? Sì. Desiree, cosa ci contraddistingue a noi italiani nel mondo? Cosa? Oltre il parmigiano? Il cibo. Cosa? Sì, ma cosa? Che ne Quale so? ingrediente? Un ingrediente? L'olio. Brava, brava Desiree. Metto? Per cui Metto diamo un una, goccino? sì, una bella girata di olio. Mamma mia, ragazzi, ma E che lo cos'è? possiamo- Così Lo metti un po'. e così. Non ve l'aspettavate, questa puntata non ve E l'aspettavate. questo è un secondo piatto me. di pasta poverissimo, è una zuppa francese rivisitata e il tempo di pulire ti faccio assaggiare. Va bene, un attimo d'accordo. solo, ecco così. Guarda. Ci Allora, sono. La pasta, guarda, guarda che meraviglia. Guarda. E guarda. No, niente, ragazzi. Aspetta, non morirei. toccare niente. Che devi fare? Ti dico cosa devo fare. Che devi non fare? toccare niente nada. Allora, La pasta è chiaro che te lo faccio assaggiare nel piatto del cappello del prete perché non la smonto. Lì invece ti faccio la porzione. mi fai una porzione? Ma certo, Ah, non è tutta per me? sì, tutta per te. Ah, pasta e cipolla. Dai, non è Che mi vero. dici? Hai visto che sono pasta e cipolla? Dai. Ma questa è speciale, questa pasta, ragazzi. Mi hai stupito. Hai visto? Allora, io vi consiglio di guardare la puntata su Sicilia Play e replicare questa ricetta. Perché veramente uno non ci dice c'è solo cipolla. Lo sapete che non vi faccio sbagliare. Vero? Signora, un giudizio. Aspetti. Signora, mi dà un giudizio su questa pasta, per 10, favore? 10. Guardi la camera, guardi la camera. 10. E cos'è che l'ha colpita di più? Buonissima, la cipolla si rende cremosa. A quale regista l'affiderebbe? A Shyamalan, quello. Cioè, qua siamo a livelli altissimi, a livelli di Shyamalan. Shyamalan? Shyamalan. Basta, Desiree, basta. Adesso passiamo alla terrina, che dici? Guarda, veramente. Passiamo alla terrina? Tu pensa che a me la cipolla di base non mi piace. Meno male. Cioè, E qui abbiamo pure cipolla, Gioia. Mi daresti un Spettacolare. cucchiaio? sì. Lo Grazie. puoi prendere tu, per favore? Sì, certo. Aspetta, Desiree, tieni. Tieni, no, non vedi qua, Desiree, tieni. No, posa, tieni il cucchiaio. Me lo fare? daresti il cucchiaio, per favore? Ah, tieni. Grazie. Perfetto. Allora, ci siamo. Veramente questa puntata non ve l'aspettavate. Prego, ti è già servito. guarda. Allo zio Gianni piaceva questa Certo, ricetta? molto. Sì. La cipolla piaceva allo zio Sì, Gianni? sì. Sì? Sì, ma devi assaggiare il tutto, il formaggio, la cipolla, Cioè, tutto insieme, la salsiccia, tutto insieme, sì. guarda veramente. E io guardo. Non ho E le parole, stelle stanno a ragazzi. guardare. Guarda che c'è qua. La salsiccia, la prima cipolla. fritta e poi in forno, col parmigiano, un pizzico d'olio. La cipolla che diventa una crema e la provola. Cioè. Sta cadendo quel bicchiere, sai? Vabbè. No, guarda, sta cadendo un bicchiere. Come ho fatto a non pensarci io per questa ricetta? Non lo so. Boh, Alla prossima. Ci vediamo. Bene, buona. buonissimo, guarda. Veramente. Bravo. Meriti, veramente. Buoni da lacrimare. Spaghetti alla chitarra. Con cipolla e parmigiano, 500 g di spaghetti alla chitarra, 500 g di cipolla bianca, parmigiano e brodo vegetale. Cipollata con salsiccia.
1 chilo di cipolla bianca, 500 g di salsiccia da fare a polpettine, brodo di verdure, scamorza bianca o affumicata,